primo è la verifica della notizia che hai avuto, che può chiederti magari anche 2 o 3 giorni di tempo e non ti devi stancare. Se ti stanchi vuol dire che dai già una notizia zoppa. 2 è avere un'onestà intellettuale e non tirare la notizia che hai dalla parte del tuo credo. Tanto esiste una sola verità. Quando dicono ci vuole uno di destra e uno di sinistra, quello sta già tradendo. Non esiste una verità di destra e una verità di sinistra, esiste una sola verità. Chi pensa che si possa dividere in 2 già ti sta mentendo. La terza è avere buone gambe. Noi allora, quando eravamo giovani, come si dice a Roma, scarpinavamo tantissimo. Adesso si pensa che si possa fare il giornalista davanti a uno schermo navigando in rete. Non si può. Credere, ma fino a un certo punto, alla rete. La rete è nata per un'esigenza del Ministero della Difesa degli Stati Uniti, quindi aveva degli interessi militari. Certamente ha sbilanciato molte cose l'apparizione di questa nuova tecnologia, però crederla acriticamente è da bambini. Rendersi conto che non sei Dio, che comunque anche se hai fatto un gran lavoro di ricerca, il dubbio ti deve rimanere. Did we get too tight or let the mystery puzzle reveal itself?